Vai. Aspetta. Manfred, come Mandi a Ducci, buonasera. Sì, ciao Angelo, ciao a Santin, che è la nostra new ciao, che è la nostra new entry. Però prima di attaccare, Deus, iscrivetevi al canale, grazie per le visualizzazioni, i commenti che ci sono stati, quindi non deve porre a commentare. Io vorrei partire con questo audio veloce e dopo magari i partiti lì, per dopo fevelare di tutto il resto. La capacità di muovere il pallone con grande velocità anche in traffico e tutto di prima e tutto con grande precisione. Ora l'Inter prova a uscire, Mkhitaryan che cattura una pallone all'altezza della tre quarti servito di Marco Sinistra. Il tentativo di tiro dalla lunghissima distanza, rete! Ha segnato l'Inter! Un gol pazzesco di Federico Di Marco! Da 50 metri ha cercato e trovato l'incrocio dei pali con Turati, che questa volta semplicemente aspettava il pallone leggermente in posizione più avanzata. Insomma, tutto si poteva aspettare, meno che da lì Di Marco riuscisse a disegnare questa traiettoria incredibile e l'Inter in vantaggio per 1-0. Francesco, è una cosa pazzesca. Poche volte ho visto un gol del genere, se ne vedono dalla metà campo, comunque ragazzi, eccoci. Cioè, commentate di telecronizzate di Repic, tanta roba, e commento, se non sbagli, di Colovati, quindi un Furlan Doc, se non sbagli. Sì, a parte che un po' Colovati mi sta sul culo, perché dalla telecronaca l'ha avuto un momento che la dite sì, non si sa se l'aveva provato, cioè se era un passaggio oppure no, dopo si è ricreduta, la dite anche lui, no, effettivamente l'ha buttato il volo al portiere, la dico l'era fuori, la tira la minele, l'ha segnato. Allora, ripeto. Scusi, faccio una parentesi, visto che altre volte hai chiacchierato di Lautaro e dal fatto che qualcuno pensava che fosse una mese ponte. In molte volte che mi dici che chiacchieravi in altre dichiarazioni alla partita, che mi dici che Di Marco all'Alpete Ducat, che lì è un po' velenoso, perché Biraghi è un po' Ducat, che tu sai dove arriva. Che il Di Marco è pure magia, cioè ha un tocco di genio, non ha fatto il gol, ha avuto certe intuizioni con i cross che sono fenomenali, secondo me. Oh, ma comunque il 70% dalla bravura di Marco dipende dal fatto che lei interista dentro di tutta la vita, quindi che lei dà la forza per arrivare a fare roba del genere. A proposito appunto di sei interista, eccetera, digli il benvenuto a Santin, che magari che si presente, anzi Mandi, che si presenta un po' per Aulis, qui che lei perché lei interista, eccetera, eccetera, e dopo di lì i partiti appunto sulla breve analisi dalla partita che viene appena vedute dall'Inter contro il Frosinone, e dopo passiamo a Fevelade al Catri. Vai Santin, tutto tuo. Beh, grazie Manfred. Ma io sinceramente non sai quali sono i disegni diventato. Secondo me io di sì, per qualche me lo domani. Io sono nati interist, no? Quindi di conseguenza me lo so sempre in tutto disegni dentro, ecco. Quindi non hai un episodio come dicevi se che altri, no? Che altre volte non hai un episodio particolare, ecco. No, avevi tu qualche nome infame? La partita. Scusa? Avevi tu qualche nome infame che era interista? No, perché ad esempio, forse a lei perché ad esempio come scusa Agnul? No, se tu avevi qualche nome infame che era interista. Ma non particolarmente, cioè non interista come me, ecco, disegno così, insomma, ecco, io so proprio i VIF, l'Inter, ogni dì comunque i ceresi di imparare anche dalle robe nuove, anche che allavi altri, no? Dalle puntate che avevi fatto precedentemente, quindi cerchi di imparare sempre una roba nuova sull'Inter, ma io penso sempre all'Inter, no? Comunque fra 2 settimane, addirittura per 2 settimane non sono i partiti, caspita, non saranno 2 settimane un po' lunghi di gestire. Io non so chi pensai su altri, no? Ma quindi io aspetto sempre la partita
parcerie di Odi, dopo io sono un che un po' le critica anche sull'Inter in generale. Io non sono uno di quelli che magari io sempre robis, anche se sono un positivista, attenzione, però l'Inter lo io sempre in maniere critiche, no? In famiglia non hai nessun interista, anzi, Messora addirittura che è più vecchio di me era milanista, quindi probabilmente anche per dai, io sono uno di quelli che dà sempre contri, no? Anche un po' da buon furlano. E quindi magari boh, può essere che quel motivo lì, no? Cioè un po' paressi in contrasto. Mi pare la giocato fino a che l'ha potuto, fino a che aveva 40 anni, però lui era fiorentino in realtà, cioè teneva la Fiorentina e non mi ha mai spinto verso un club rispetto a un altro, ecco. Sì, l'Udinese, come che dicevi anche Waters, che a 3 volte l'Udinese è sempre dentro di no, perché ovviamente hai la squadra della nostra città e quindi è sin furlans un po' che i volin bene, no? Cioè la Prezzin e la Iodin come la nostra squadra. Però la squadra dal Cora è diversa, la squadra dal Cora è la squadra dal Chiav, no? E quindi di conseguenza l'Inter è la squadra dal Cora, quindi io lo dico sempre, io ho il sangue nerazzurro e quindi questa è la mia particolarità, la storia con l'Inter, ecco. Bueno, allora, Fevelin un po' dalla partita che abbiamo veduto, ovviamente andando già fevelata a destra manca, ma proprio individuante come che avesse la squadra Watris, e là che magari l'estate se all'estate Aldi migliorà o se Aldi migliorà, qui cause Sameat che la Juan Mior, qui invece che è restata anche in ombre, e dopo finito il discorso dall'Inter magari Fevelin anche dice che hanno fatto che altre squadre proprio in prospettive dalla partita contro i Gobos che comunque fra nostre mani se quindi sarà tutto il tempo anche per preparare magari passare un video di miei intanto che aspetti che sono i nazionals a voi Agno dai fai bello tu momento che sei stato zitto fin come Allora, io sai già che ti appena di qualche dunque, visto che in chat vi scambiare qualche messaggio a proposito della partita di ieri. Allora, io c'è che è tutto a print team, mi è piaciuto perché per la prima volta, cioè per la prima volta, non è la prima volta che stiamo, però che stiamo partite con cui decisione, e hai avuto una squadra che è entrata in campo rispettando un possibile underdog, diciamo, il Frosinone. E secondo me ha interpretato bene la partita, sono arrivato a rispettare innanzitutto il Frosinone, dopo la perla di Di Marco ha cambiato il corso della partita, però secondo me che partita lì era scritta perché sono entrati con una mentalità giusta, no come non passato che magari par di fies di presupponenze o altri giocavano anche con un certa superficialità queste partite e secondo me un plauso a Inzaghi perché metto dentro la formazione titolare era di vincere che partite qui non bisognava, cioè bisognava rispettare il Frosinone tanto di metti dentro i due titolari se così sta anche perché sì, tu hai sei primi della allora storia noi voglio dire ok Cagnis allora quindi ok scusa sì no sì volevi finiti. interrompiti proprio per buttare un po' di chiastini sul fuoco e benzina sul fuoco dalla chat che parlava in K3D il Bo Santin che è la persona che è lì sotto ha detto ma sì, non sicuro che se Di Marco non lo inventava che il gol che mi si tutte le puntate i varesi in vinta la partita comunque saresti arrivato a segnare allora A me è così proprio te è una provocazione, perché dal mio punto di vista loro a giocare a ballone. Noi invece ieri un po' più attenti, io non dico la partita è stata gestita bene, Inzaghi ha fatto il suo lavoro, eccetera, eccetera. Però dal mio punto di vista, se io avevo di scegliere a quale squadra poi che l'Inter poteva sommare, non era proprio l'Inter, ma era il Frosinone giocava veramente bene a ballone. Fra l'altro dopo, se non sbaglio, il loro allenatore ha anche cambiato modulo appunto perché l'Inter la gioca sempre alla stessa maniera, gioca sempre con gli stessi pedini, addirittura dal mio punto di vista addirittura masse difensive in chiesa contro il Frosinone, cioè dal mio punto di vista l'Inter va a giocare in una maniera più propositive, no?
ma questo è quel che pensi io. La partita è stata perfetta, il vin per da chiesa, quindi quello era l'obiettivo principale, questo è corretto. Però effettivamente loro giocano veramente bene a ballone e dal primo tempo vi sbagliato tantissimi gol perché non sapevano ce fa davanti, si passasse 3 volte la palla senza mai tirare in quarta, cioè il loro portiere non aveva fatto una parata, forse non l'ha fatta neanche in tutta la partita, cioè tanti errori dal mio punto di vista, tanti errori soprattutto davanti, poche idee e anche a volte confuse. E fra l'altro ti dici, io devi Duccio che dicevi in squadra più forte, e dal mio punto di vista loro hanno giocato una partita molto in fortiase a San Siro, bravo, cioè hanno fatto veramente una partita che ad esempio se dovessi di confrontare con che con la Roma, sì, veramente agli antipodi, no? Totalmente differente. Questo è quel che pensi io. Ma io ti dicerai che un po' come che dicevi da altre puntate, dall'atteggiamento anche che ha avuto l'Inter con Salisburgo, praticamente sempre giocatori veloci, giovani, eccetera, eccetera, e quindi a farsi anche sfogare. Non è tanto sei, secondo me, difensivista, ma se sarà succede, proprio te ci riditigni sotto controllo una squadra che era anche in questo caso il Frosinone, ben organizzate, quindi Francesco, eccetera, eccetera, che però alla fine, cioè stretto, non è che vedi prodotto, cui sa, troppe occasioni di gol, sia se riguardi dopo parate di Sommer, però in realtà io ho sempre avuto l'impressione, al di là dell'Eurogol di Di Marco, che il avresti in vinte o comunque che il gol sarebbe arrivato, magari non dai soliti noti, ma l'avresti comunque partita da Chiase. Manfred, però la partita che potevi impartare a Chiesa, che sembrava che potessi impartare a Chiesa, è stata anche col Sassuolo, è stata anche col Bologna, vero? Cioè dal mio punto di vista anche lì. Partite che invece vi fatto un ponte con che due squadre lì vi fatto un ponte in Chiesa. Quindi è vero, la squadra ha giocato bene, cioè metodo bene, per l'amore di Dio, a Sameca può vincere la partita, però ad esempio ieri io non ero così convinto che la partita fosse, abbiamo fatto un gol che da 60 metri e un rigore. E invece, insomma, dal mio punto di vista, un par di parate, loro hanno fatto un palo, un par di parate li hanno fatti e sono 4 frus. Io continuo a pensare che Inzaghi non ha oltre al suo standard di gioco, non ha un'altra ideologia diversa anche per poter cambiare la partita se di Robby si mette in male. Ecco, lui fa il cambio il difensore per difensore, l'ale per l'ale. Non ha Monit per il no Monit. Sì, non ammonit per ammonit, che anche quello secondo me è una monade perché gioca in Serie A e per me un giocatore che ha il timore di Lafort per essere lì non gioca bene, ma ha sempre il dubbio magari di fare un fall decisivo per essere ammonito dopo si va dall'allenatore, no? Quindi sì, bene, la squadra è prima in classifiche, secondo me dominante, cioè a vonde nettamente, però con i Gobos la prossima domenica, sì, che fra 2 settimane non sarà così. Anche perché loro giocano in maniere arcigne, sono arcigni. Ecco, allora, visto che tu hai tirato dentro l'argomento Juve, prima di passare proprio a Kel, no? Io vorrei proprio spingere dopo Aulis con Guatris proprio sull'ultima giornata di campionato, perché ormai la forbice si sta divergente, no? Fra i primi in classifiche e la terza, la quarta, la quinta, eccetera. Allora, di una banda, io dico una Juve che comunque anzi Juve è merda, non lo venga chi mo dite, cioè vinta cada puntata c'è Juve è merda, poi che vergognarsi. Esatto. Juve è merda. Ecco, bene, molto bene. No, appunto una Juve che comunque del rifo di Raf, anche perché ricordiamoci che col Cagliari di Ranieri è stato comunque in apnea per un evore gran parte dal primo e secondo team, quindi sì, ha fatto il gol, ha fatto il gol del 2-0, ha chiappato il 2-1, però con un Cagliari che conduce Calais, ma è comunque il Cagliari, ok? Così compagni, cioè è al secondo posto, al secondo posto con 2 punti, so di no. Dopo viene un Milan che ormai è sta per atrás,
ma che comunque all'era probabilmente fisiologiche di che squadre lì, come che vi sempre riguardate su questo canale, all'estate per, non so, incrocios misteriose, robis astrals che è arrivata a vinci scudetti, perché che lo viene regalato, e dopo viene un Napoli che mi pare fra l'altra notizie di poco, Garcia alle già Koulibaly che stanno in via di Napoli, e Semeca vuole tira dentro i Tudor, sta aspettando la fumata bianca, eccetera, eccetera. Un do per Aulis proprio te di Watris 2 su questa situazione di campionato, per dopo passare alla partita di Juve Inter di Fredo Stemani, se capì quali che potrebbero essere le chiavi tattiche, tecnico-tattiche, per arrivare a vincere, anche se io, e lo dico come per dopo là sul discorso della Juve, che Juve chi a me non mi fa spore, per noi, anche se è operai, sa chiappe post goi, però se l'Inter fa l'Inter non sono storie. Dopo ovvio che il derby d'Italia è sempre un punto di domanda, può succedere di tutto. Ma ricordiamoci che queste volte Quadrado lo vinno dalla nostra bande, che il bastardo di Quadrado. Quindi io comunque dai, parola a voi, due parole sulle contendenti allo scudetto, quindi terza, quarta, seconda, eccetera, e dopo i Fevelin di Juve Inter parlando di Agnul. No, boh, mi sarei veramente sintetico. Come ti dicevo le volte passate, secondo me sulla chiarte non vincono avversari. Non vincono avversari. Come al solito, il più grosso avversario dall'Inter è l'Inter. Come che vince tutto Udis do Jans. A me la Juve non mi fa spore, ma proprio per noi. Se la Saiodi l'hanno passata in Coppa Italia, per l'amor di Dio, per me la filosofia è che è la solita, cioè questo canto del cigno di Allegri che prova a tirare in devanto aveva anche di rispettarlo veramente perché sta veramente tirando in devanto una macchina che si sta rompendo secondo me. A difending tant, la qualità secondo me medie è un'evore più bassa che tu ti aspetti dalla Juve, di una squadra comunque di livello che è capo di ambi al campionato. Dopo chiaramente hai sempre la squadra di Elkan, per cui io sono convinto che aiuterà anche quest'anno. Per ciò che riguarda il campionato, gli hai cannati il pronostico, la Lazio non ha battuto 4-0 a Roma, però a giudicare c'è chi è venuto dalla Roma, a giudicare c'è chi è venuto dalla Roma in precedenza, non come costava a Praga, ma anche soprattutto contro di noi, cioè poche robe. Anche lì secondo me questo discorso a Val per Mourinho come per Allegri, alle Mourinho che sta tirando fuori dolce calpos di che squadra lì, di che giocatori lì, ma diciamo che ieri avevamo sorprenduto che non hanno perduto contro la Lazio. Dopo Vonde, sono che altri partiti, non sto qui a commentare gli sduti. L'Udinese è pecchiato che poteva vincere, diciamo che era in vantaggio, dopo si fa il chiappà. Il disastro Napoli, giustamente esonerato Garcia, perché a questo punto, sì, colpe o non colpe, evidentemente i rovi stanno girando, quindi si cambia l'allenatore, cioè insomma è un luogo comune, ma è così che tu puoi scambiare giocatori. Comunque, per dare una scossa mentale alla squadra, secondo me fa bene De Laurentiis. Chi mi sieri? Something? Ma insomma, guarda, si sa meglio di me. Secondo me l'Inter non ha perduto due scudetti, sono due scudetti perduti. Cioè, noi che stiamo in una squadra più forte, lo è anche l'anno passato e lo è anche l'anno prima, no? Quindi, quindi dal mio punto di vista l'Inter è assolutamente la squadra migliore del campionato. Sicuramente, come tu dici che tu, Manfred, anche secondo me la Juve non è al nostro livello, però è sempre una squadra pericolosa, quindi sì, la partita di essi gestita in maniera particolare. E di che loro probabilmente staranno in difesa, hanno un centrocampo che non è fortissimo, che non è al nostro livello, però davanti non... Cioè, io non sono così sereno, ecco, secondo me. E ti disarai di Pui che un pareggio lo firmerei volentieri. No, mai firmato pareggio contro la Juve. Di principi. Mai, un mai pareggio a Torino, insomma, ci sta.
Assolutamente no, contro i Gobos mai, mai. Piuttosto perdi 3-0, spaccando 4 gambi, se 4 cui, ma e dan fuori il sangue, ma no, pareggio no, neanche io metti il pareggio. Beh, se tutto io da partire di 3D mi pare che, boh, effettivamente rispetto ai 2 anni precedenti, Inzaghi forse l'ha capito come arriva a gestire, non dico le forze, perché secondo me non li sta gestendo bene, però la partita in sé, no? Quindi anche che di ieri hanno la giocata della Viva al Parroco, cioè molto in attacco per provare a fare tanti gol, ma l'ha gestita un po' in maniera difensiva. Io dico che per me gioca in maniera difensiva perché qua anche io hai un giocatore come Dumfries e i fa il terzo e i scugni io di lui in difesa invece che io di lui alto oltre la metà campo sì, dall'avversario vuol dire che tu stai giocando in difesa dal mio punto di vista, dopo ognuno dopo io come calvo e ovviamente dopo due più io di Dumfries come il giocatore PS in campo. Allora è ovvio che se tu ti fai fare il terzino e Dumfries è un giocatore di attacco e là di livello spazio per poter esprimersi, è difficile che dopo il po' di giocare bene. Comunque dicevi dalla Juve. La Juve è una squadra che aiuta anche come che vince i partiti, se li vince in prima maniere dure, quindi anche con noi faranno poi o manco secondo me la stessa partita. Ma quindi secondo Atris non magari la probabile formazione contro la Juve, ma magari giocatori che potranno essere effettivamente fondamentali, oltre magari al classico Lautaro o Thuram che può imbuttati le dentro. Cioè secondo Atris se di scegli un, due giocatori che potrebbero essere veramente... Io secondo me per vincere con la Juve tu devi creare superiorità, quindi bisogna vedere giocatori che saltano in gol. Che ne avevi un, due forse. Thuram? Già rispondo. È quadrato, è quadrato. Molto Thuram è quadrato. E ti dirai di più, molto probabilmente che lì non giocherà, perché giocherà sempre che a centrocampo, che ormai in italiano ci è preso che lei in una condizione, secondo me, che può stare un par di giornate senza giocare, invece gioca ogni volta titolare, un giocatore che ha 35 anni, se tu hai in panchina, e tu indassi in panchina, perché i giocatori sforzi in panchina sono. Io ho una squadra che Inzaghi ci riesce di mantenere poi o manco la stessa squadra, però dal mio punto di vista potrebbe fare un po' di più. Ecco. Che ti pensi io dopo? No, secondo me Inzaghi ha letto le fasi dove che finalmente dopo 3 anni ha finalmente un po' il polso e la leadership no, forse non la leadership però il polso del spogliatoio perché secondo me fino alla passata aveva anche molti problemi dai vecchi senatori che i Slavs di base quindi Brozovic piuttosto che Andanovic e Perisic anche fino a fa che secondo me a livello psicologico avevamo un forte fuarce, cioè una fuarce abbondante sul resto della rose. News inserimenti in che comunque ha partecipato alla decisione di Voleju come tu iodis che propite allo scouting anche a livello propite diciamo così, psicosomatico anche tu lui scalciacare un giocatore il giocatore si volta ascolta alle più convinto quindi sì adopererà sempre il 3-5-2, non cambierà mai modo, non sono un fanatico di quel tipo di mentalità serata lì, però il 3-5-2 è un modo che mi piace. Preferisci tendenzialmente il 4-4-2, comunque il 3-5-2 quando facci fortis e cacoring di livello come che vinc alla fine. E secondo me la partita con la Juve non dico che la vincerà sui fascis, però il problema più grosso sarà probabilmente la fascia nostre destre dove che loro hanno Kostic quindi sarà Dumfries contro Kostic lì secondo me si giocherà un bel duello su che faccia lì per il resto cioè a metà campo come diceva Santin la qualità della Juve è tanto inferiore alla nostra secondo me hanno una buona difesa anzi no hanno una buona difesa lo stanno dimostrando chiappando quasi 0 gol Bremer è un giocatore comunque fortissimo che lei ha fanculo e dopo si sa che comunque non bisogna sottovalutare che i due attaccanti possono sempre creare un problema e comunque è sempre un derby quindi praticamente anche l'anno passato in Coppa Italia dominare la partita se finiva 4-5-0 nessuno poteva dire noi invece l'avevi vinta 1-0 con gol di Di Marco tra l'altro 1-0
negli ultimi minuti, se tu ti pensi, senti, si anche cagasse un po' in mano, perché hanno fatto Sì. un par di scorribandis. Tu c'è di tu, Manfred? Ma comunque, no, io sono i unisi, questi due pensieri, però secondo me appunto, a parte il fascismo, ma secondo me se l'Inter si impegna a avere più coraggio anche di fuori, quindi no, fa due o tre passaggi di Bontalare Piccolo e ci arriva a tirare, visto che vince giocatori campate, c'è la Noglu, Mkhitaryan, Barella, a parte Barella che si mette a fanchi mo esterno di destra, poi spari tal culo, perché la rotti coglione, so che cazzo, perché secondo me lui come la che di dà la bale scomette il trivela, no? Sempre dalla bala in esterno, ma Dio crod, ma dai, bene, no, dai tranquillo, tu usi l'interno, ti hanno insegnato a doprare l'interno, dopo l'interno, i capì che sei bravo, sei fuori, e anche Sì, che ma altre scusa, sere ma tu metti un passaggio di esterno, un cross di esterno, il gesto estetic. No, ma assolutamente parla di sé funzionale. Allora, sale Biele, arriva il giocatore ne robe che ha 3D, il sabato di sera, c'è cazzo che era, sì, anda a fare squattri di esterno destro, una gliela bene. Allora, ha fatto anche un tir di esterno destro, che è l'altro a fanculo, non sai, c'è bande di San Siro, sì, come a parte i scherzi, bonde, vi capite che sei bravo, non sta roba piccolo, ecco, torna, scusate, se no divaghi in massa, secondo me, anche perché la Juve sarà nevore serate, bisognerà tirare. Alla prima occasione tirare. Perché comunque è Manfred, importante. scusa, Matteo No, Dutti e sì, ha fatto 4 passati, non era nessuno che tirava in porta, non viene un giocatore che tira in porta di fuori, cioè sta il gol, sì, perché vabbè, il gol. ma la Juve è sempre la Juve, cioè la Juve è merda. E quindi quando sei giù e contro la Juve, c'è il giocatore, si trasforma hai la garra che è over the top. E quindi secondo me la partita potrebbe essere proprio decidere di tirs di fuori, cioè non su azione, di No, frasetto, anche cioè, perché molto ma con probabilmente non ci l'invenzione. saranno, non sono i spazi per poter fare delle triangolazioni e soprattutto per ripartire, perché la Juve non ti lascerà spazio, no? Quindi molto probabilmente, e quindi di conseguenza, essendo poco spazio, ha bisogno di gestire il calè, no? Sì, E, sì, ma ovviamente la Juve giocherà di rimesse, come che sì, disegni infatti velatamente no, col Frosinone, cioè sì. spettant, no, per dopo ci ridico, ma come che sempre gioca la Juve con nota agli ultimi 3-4 anni, quindi spettant, ci rendi limitare i dance e dopo puni in contrappeito, comunque no, in ribaltate. Allora, non lo sai, io ho già di un 2-3 anni che non vivo più i derby d'Italia con apprensione, stato col cagot, come che venivano anche i derby di Milano, perché. E quindi a sto giro, ovviamente non mi sbilancia a dire vinci, no, però l'Inter è obiettivamente più forte dalla Juve e speri che il campo lo dimostri, no? Cioè, nel senso che i valori, i livelli, cioè, è stato come che è un dato di fatto, no? Cioè, il centrocampo è più forte da loro, l'attacco, secondo me, è più forte da loro, la difesa, secondo me, è più forte da loro, il nostro portiere, compagno, anche se a Topolino, ma se l'Inter fa l'Inter non è storia. Se l'Inter invece a voi di fare le strose e indaghi, non sai, si inventa buone formazione particolare, ma non credo, perché al giocare con la formazione titolare. E tutto dipende anche di Darmian, perché se Darmian continua sui suoi livelli, la lavoro comunque dalla sua fase non passa nessuno. E è buono anche di segnare tal derby. Quindi mi aspetti comunque ne partite con Goi e sicuramente diventa fatto un po' di loro. E magari anche in fuorigioco, stato di che millimetri che il VAR te lo dà o comunque con questioni, perché con la Juve vanno a salti sempre forrogni e anche chi ste volte succederà, ma sicuramente, ma che proprio fosse gli scommessi, anche perché tu anni che tu scommetti qualche volta, sono anche gli scommessi sugli robati della Juve, sulle arbitraggi, perché sicuramente sarà anche in che Inghilterra Sisa, con une Point, stampe, in Inghilterra con une stampe più libere della nostra, sicuramente.
c'è nel senso che non è stato un sistema Bene. di VAR, però sì, lo sanno perfettamente, lo sanno perfettamente. Ok. Quindi Allora, mi pensi, visto mi i pensi, tuoi scusa, minuti, una parentesi, vi pensate sì, la partita che vi perduti in semifinale di Coppa Italia, c'era il 4 anni fa, mi insomma, un quadrado che aveva tutto il peit su Perisic, Certo, si è sì. buttato solo a salvare, allora c'è Plateal, che Dio poi era una simulazione vergognosa, cioè un'unica simulazione come era il Rosca lì, cioè, e Plateal. Ieri a Londra stavi ascoltando, stavi vedendo la partita, stavi vedendo su BT Sports e il commentatore l'ha detto in inglese, se Waltris, cioè la fa proprio del comment scandito, Waltris, di qualunque banda del mondo che sei che vedi queste partite, se sei totalmente scandalizzato, lo capisci perfettamente. Cioè, e chi in, rete in sto Furlan, televisione è la dita inglese. in Furlan. Chiaramente, chiaramente. Addio, ascolta Angelo, Agnul, tros minus vino in modi di 5 minuti. trasmissione. Ok, allora in questo 5 minuti, visto che comunque sti No, quasi serali, scusa, scusa, ma le vesi le mudandis di Turan che ti dicono che all'estate, che hanno fatto il far, che si era baltato, non vedi le mudande, che erano multicolori, no, tipo fumetti. Ah, no, 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 hai forse notato sì, che io poi avevi rimovuta, totalmente Io pensavi che rimovuta. tu avessi no, eh? La Jududa, No, ma sì, tornate come? io del falso il suo rigore, perché si rabalta da queste mudande imbarazzanti, con plendi colors, rosa, giallo, insomma, è un... Poteva essere un argomento, un argomento interessante esatto, per quanti sei giocatori dall'Inter in FPS. esatto, esatto. Beh, sì, beh, mio che non fosse state blanche con lo sblec di Maron d'Avoro, come che cioè, io ho dovuto in tante partite, o il giallo par davanti, o la sanganade di Moroide scoppiate, che io dice che robe lì. No, allora, visto che mangi in 4 minuti, probabilmente alla fine della trasmissione, fevelante di Juve e Inter, ma in generale anche dall'interismo in sé, è un argomento che magari chi dome a Bozzin, magari mi farà rimanere più slardiate nei prossimi volti, c'è molte se tu l'interist con la scaramanzie. I savin che i napoletani sono mega scaramanti, invece magari che dalla Juve di Manco, non lo sai, comunque i napoletani sì. Guarda, come interisti, ci muoio adesso con la scaramanzia. Io, per certi robi, sono scaramanti di morire, nel senso che i partiti della Champions ormai li ho dome su una televisione, i metto, lo sai, il pacco di sigarette nelle posizioni, mi senti da che posizione, se vengo io la femmina, la torna manda su quei frus e io lo sa, perché sa che sa vengo e la squadra avversaria assegna e colpe so, anche se non è vero. Però quattro svesi una roba del genere, so io malato, sono tante in malate come me che ha questo tipo di atteggiamento per la sua squadra bene amate. Sì, anche io Agnul, la mia posizione, ovviamente, tal divano, eccetera, eccetera, assolutamente sì. Ma dopo una roba che, guarda, anche voi mi svessi in tutto, per velà, eccetera, però io, è un po' come i femminis l'Inter, no? Cioè, tu hai sempre voglia di essere smentito, quindi di conseguenza la mia scaramanzia è forse anche lì, no? Pensare in maniere negative, no? Per dopo essere sorprenduti in maniere positive. Ecco, forse la mia scaramanzia è questa. ecco, Agnul. No, io no, assolutamente. A parte che Dio non mi ha dato una buona memoria, per cui anche in pensare tutti i robe, noi proprio te robe per me, quindi posizione dal divano, dalla caccapite. A me piace con tante l'Inter, come che altri si sapesse. E dopo, secondo me, la scaramanzia, cioè, cioè, l'Inter a di 6, cioè non puoi pensare che il risultato dall'Inter dipende di non sai, di una monetina che mi tieni in sacchette o di cose, cioè hanno spirito più forte l'Inter, di tutti gli scaramanzis, che li pensi. E spirito dal serpente, Bueno, il serpententatore. Certo. Ecco, una puntata bueno, che poi allora si fa dai, sul simbolismo dall'Inter. Alle un bellissimo sì, sì, quadri perché alla Somerset House che rappresenta proprio il simbolismo dall'Inter. Al vecchio poi dall'Inter, però sono tutti le Agnelli, le Elkan, l'Inter, sono gli arbitri, c'è la stampa italiana, una metafora, una volta facevo
un quarto di puntate su Chelo. Bueno, allora io intanto ringrazio Agnul, ti ringrazio te Santin, magari speriamo di vederti come ospite fisso anche per le prossime puntate. Ok? E ovviamente ricordi di iscriversi al canale, lasciare il commento, metti il like e tutti i vari menadis. E non si odin per la prossima puntata che quindi sarà dalla pausa dalle Nationals. Non sai se velare dalle Nationals perché per noi alle calcio minore perché non ti velin nome di squadra di Serie A. E mandi a Duc e mandi Forza Inter e Juve merda come sempre. Juve merda. Ciao. Ciao ciao.